Si è concluso con un pareggio 0-0 la partita tra l'Olimpic Akragas e il Balestrate. Un incontro che ha visto la squadra di Falsone più volte sotto la porta, a un passo dal gol, che però non è venuto. Un pareggio che sta stretto alla squadra di casa e che allontana l'Olimpic Akragas dalla zona dei playoff. A nulla è valsa la costanza nell'attacco di Bellavia e di Settecase. Il portiere del Balestrate Rizzo è riuscito a neutralizzare diversi tentativi dei compagni di Sant'Angelo e compagni. Il Balestrate si è mostrato una squadra modesta nel gioco e semplice nella gestione della palla, che però ha anche impensierito nella fase centrale del secondo tempo la squadra di Castaldo. Una partita con 3 punti sprecati e molta delusione sugli spalti anche da parte dell'allenatore Giovanni Falsone a fine partita. Diciamo che il primo gol abbiamo costruito tantissimo, ma tanto tanto. Purtroppo siamo stati poco precisi sotto porta, ma nel primo tempo dobbiamo chiudere la partita almeno 2 o 3 gol di vantaggio. Però purtroppo la palla non è voluta entrare. A volte siamo stati molto precipitosi a calciare per andare la palla. Purtroppo il rammarico è questo, che secondo me oggi come azione di gol è stata la partita dove abbiamo fatto più azioni e non siamo riusciti a fare gol. Quando non vengono i risultati è questo, le squadre davanti corrono e tu magari non riesci a vincere. Le ultime 2 partite a un punto e il bottino amaro. Si può dire solo sfortuna oggi perché ne abbiamo avuta, la squadra ha giocato benissimo, il primo tempo ha giocato bene, con sovrapposizioni, cambi a destra e a sinistra, però siamo mancati purtroppo sotto porta. Prima magari avevamo a Peppe Sant'Angelo che ogni partita faceva gol, ogni palla che toccava faceva gol, ora magari è un po' sfortunato, non riesce anche avendo le occasioni magari a fare gol, però c'è sempre il ragazzo e l'importante è essere presenti, però giocando così prima o poi i risultati devono venire di nuovo.